Allora Luca Parlatini, oggi siete tornati alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive, siete riusciti a fare 2 set con un grande gioco, poi nel terzo un po' di equilibrio e nel quarto un leggero blackout, però alla fine 2 punti siete riusciti a portarli a casa. Sì, sono stati 2 set dove noi abbiamo impostato i primi due, dove abbiamo impostato il gioco e loro per almeno un set e mezzo hanno subito il nostro modo di giocare. E la nostra battuta ha fatto tanti danni, nel terzo e nel quarto la loro ricezione è cresciuta e hanno iniziato a difendere un sacco e quindi è diventata una partita dove noi abbiamo faticato a tenere fisicamente, perché siamo calati nel terzo e quarto set a livello fisico. Grande reazione però nel quinto set dove con la forza di volontà siamo riusciti a domare una squadra che ci stava credendo. Questa cosa è molto positiva per me. Il fatto che avete giocato così tante partite tra recuperi e anche infrasettimanali possono aver influito tanto sulla vostra prestazione fisica, perché sono comunque 2 partite che arrivate a fare 2 tie break e le energie sono iniziate a mancare tanto. Allora, ha influito tanto il fatto di essere stati 2 settimane in quarantena, siamo rientrati, abbiamo dovuto giocare subito, abbiamo fatto dei recuperi che ci hanno portato a giocare 4 gare in 2 settimane, la prima settimana abbiamo retto, nella seconda siamo andati molto giù, cioè le partite che abbiamo perso le abbiamo perse tanto per errori fatti da noi, quindi c'era poca lucidità. E questa cosa ha condizionato la seconda settimana di questo tour de force di gare. Questa settimana ci siamo riposati un po' di più, si sono iniziate a rivedere delle belle cose, ma abbiamo ancora da lavorare per entrare in forma sia fisica che tattica, tecnico-tattica. Non abbiamo ancora quegli automatismi che possiamo avere e che questa squadra può mettere in campo. La situazione in classifica vede tantissime squadre ravvicinate, se escludiamo la Nardi che ormai è nettamente prima di entrambi i gironi con 8 vittorie su 8. Voi vi state giocando un secondo posto per la parte del girone C1 e siete a giocarla con Porto, con Modena e anche con Argentario. Quanto può essere importante le partite in queste ultime 3, perché includiamo che mancano 2 giornate più il recupero del 2 aprile? Ma allora, guarda, noi dobbiamo pensare tanto a noi adesso, a trovare gioco e a mettere in campo prestazioni dove andiamo in campo per lottare e portarci a casa i risultati. Il potenziale ce l'abbiamo tutto, dobbiamo ritrovare la condizione, però iniziano a vedersi belle robe, quindi lo dirà il campo, noi lotteremo e ce la giocheremo fino in fondo. La prossima giornata andrete ad affrontare l'Atta all'Arena Biancorossa. È stata la vostra prima avversaria di questa stagione dovuta al fatto che siete stati per 2 settimane in quarantena, avete saltato le prime 3 giornate e adesso le rincontrate nel palazzetto di casa ed è una delle squadre più giovani dell'intera Serie B1. Sì, giocano con entusiasmo, è una squadra che con noi ha sempre giocato spingendo. Capita spesso che le squadre che non hanno nulla da perdere mettono in campo queste prestazioni. Rispetto alla prima giornata noi abbiamo una condizione differente, perché la prima giornata con l'Ata l'abbiamo fatta dopo 2 settimane di quarantena e 3 allenamenti e pronti via, quindi la nostra condizione sarà diversa, sarà una bella partita. Bene, grazie Luca, in bocca al lupo e anche buonanotte. Crepi il lupo e buonanotte.